Aldo in Arcadia. In una notte serena, Aldo e lo zio Emo osservavano il cielo col telescopio. Guarda, Aldo! Guarda quante stelle cadenti, le vedi? Sono atterrate nel bosco! Andiamo a dare un'occhiata. Aspetta, sta arrivando qualcos'altro. Sembrerebbe un razzo. È proprio un aeroplano azionato da un razzo. Presto, Aldo, gettati a terra! Oh! Il pilota è stato scaraventato per terra. Va tutto bene, signore? Mi pare di sì. Avete visto 7 stelle? Sì, sono atterrate poco fa nel bosco. Mi potreste aiutare a cercarle? Ma certo, venga con noi. Vieni, Aldo. Anche tu aspirapolvere. Potresti darci una mano, aspirapolverino mio. Guardate che buchi. Le stelle devono essere atterrate proprio qui. Ne vedo una. Ed eccone un'altra, e un'altra. E un'altra ancora. Le ho trovate tutte. State bene, stelline? Che vi è successo? Siamo cadute lì sotto, ma ora come faremo a tornare indietro? Non lo so. L'aereo si è sfasciato quando sono venuto a cercarvi. Vi riporterò a casa sul mio aspirapolvere volante. Vedrete che bello. Montate su. Dove abitate? Ma sulla Luna, naturalmente. Non avrei mai immaginato di aiutare a incollare le stelle in cielo. Guarda, Aldo, il tuo amico è lassù. È l'uomo della Luna. Ciao!